Buonasera a tutti. Non ci è mai capitato di spiegare le nostre cose proprio alla parte finale. Però, come si chiama, gli organizzatori hanno deciso proprio in questo modo. Ecco, sento in dovere, non trovandoci in una zona dove non c'è tradizione di canto a tenore, di spiegare qualcosa sul canto a tenore. Sarò breve, però lo devo spiegare. Ecco, come vedete, la composizione del canto a tenore è composta da 4 voci maschili. Dico maschili anche perché abbiamo fatto il tentativo di includere la voce femminile, ma il risultato non è stato proprio ottimale. I componenti, il solista, che viene chiamato saocche, la voce, ocche, basso, contra, misocche. Ocche, voce solista, che ha il compito di intonare, cantare i versi e dare la tonalità e la cadenza. I versi che canta il solista non è necessariamente importante che gli altri 3 li conoscano, anche perché gli altri 3 rispondono con quelle sillabe che non hanno senso, ba, be, ba, bo, ma a quel determinato momento deve cadere quella sillaba e con l'accento del proprio paese. Poi viene su basso gutturale. I nostri studiosi di tradizioni popolari ci dicono che in origine questo suono era un'imitazione di animale. Questo suono, sentendolo da solo, sembra che non abbia nessun senso di musicalità. E il basso viene fuori stringendo fortemente le corde vocali. Come anche sa contra ci dicono gli studiosi che in origine anche questo suono era un'imitazione di animali, quindi su 4 voci 2 ad imitazione di animali. Ecco, sono le voci insomma che questi suoni si sentono solamente in Sardegna, nella Sardegna centrale, più che altro nella provincia di Nuoro. Nuoro conta il 68% insomma dei paesi che hanno tradizione di canto a tenore, su 60 paesi che hanno tradizione. Il suono della contra viene sempre fuori stringendo le corde fortemente, le corde vocali fortemente, ma in modo liscio rispetto al basso. Anche se contra, sentendolo da solo, sembra che non abbia nessun senso di musicalità. Abbinato col basso formano l'armonia. Infine, esame suoche, secondo il giudizio del professor Andrea Del Plano, l'unico che abbia scritto il libro del canto a tenore, secondo lui questo suono, esame suoche, era il suono del vento. Non tutti gli studiosi la pensano in questo modo, ma la maggior parte degli antropologi e etnomusicologi la pensano in questo modo. Ecco, intanto per facilitarvi il compito di capire il meccanismo, il funzionamento del canto a tenore, vi facciamo sentire adesso le nostre voci separate e così capirete anche con quale sforzo si canta a tenore. Questo ve lo presentiamo con un motivo di ballo chiamato ballo siri. Divinas armonias el liuton, divinas armonias el liuton, derirar fiulinos en mandolan, divinas bim bam bom, bim bam bom, bim bam bom, bim bam bom, Contra. bim bam bom, bim bam bom. baram bim baram bom, Misocche. baram bim baram bom, baram bim baram bom. Divinas armonias el liuton, divinas armonias el liuton, derirar fiulinos en mandolan, divinas Bim bam bom, bim bam bom, bim bam bom, bim bam bom.
bim bam bim bam boom, 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 bim bam bim bam boom. Grazie, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita di questa manifestazione. Ringrazio la nostra compaesana Antonella Sale, che si è prodigata per chiamarci. La ringrazio per la preferenza che ci è stata accordata poi dagli organizzatori. Ringrazio voi tutti che ci avete ascoltato con interesse e con entusiasmo. Come ringrazio anche i nostri compaesani che sono qui ad Alghero, e tantissimi che si sono affermati qui ad Alghero, e vari di questi sono qui presenti per ascoltare le nostre tradizioni. Ecco, terminiamo tutto insomma con un altro canto di ballo, e vi ringrazio tanto dell'attenzione che ci avete prestato. Andiamo senza le cuffie. Miriana tu satrota prosa di se cogiù su cargo la meso beso su cano bana con la cota Bim
Volevo dare la parola il saluto finale al professor Coletta Anchise, preside, e ringraziarvi tutti per questa bellissima serata. Grazie. La stessa cosa, io non voglio fare un elenco di ringraziamenti, ringrazio tutti qui presenti, i miei compagni di scuola, che siete tutti per nome i compagni di scuola nel vero senso della parola, nel senso di tutti coloro che hanno frequentato il Marlo come me. Grazie e un abbraccio a tutti voi. Il manno di oggi. Noi siamo quelli della preistoria. Quello che devo fare.